Riduzione dei costi, più fiducia all'impresa, consulenze più mirate alle esigenze del terziario. Queste le richieste del terziario trevigiano al sistema bancario, emerse da un'indagine condotta attraverso il progetto OBIT, Osservatorio Banca Impresa sul Terziario, avviato da Ascom Confcommercio Treviso e Veneto Banca e realizzato da Econ Lab Research. Un progetto voluto dall'Associazione Trevigiana per tastare il polso di un rapporto, quello tra banche e imprese, da sempre delicato e in continua evoluzione. Le aziende della marca segnano la necessità di un rapporto nuovo e diverso con le banche, che è fatto di costanza di relazione, di supporto da un punto di vista tecnico-pratico e di accompagnamento nei nuovi mercati. Se volete, anche le piccole e piccolissime imprese stanno dimostrando un atteggiamento, una volontà simile a quella del modello tedesco, cioè un legame molto forte con la banca che accompagna nelle attività d'affari. Le imprese chiedono fondamentalmente un credito a brevissimo termine e flessibile. Infatti, oltre la metà del campione chiede un fido di cassa oppure un'apertura di linee di credito senza particolari garanzie, quindi prestiti chirografari, e in taluni casi laddove esiste una fattura scontano le fatture, quindi chiedono un anticipo fattura. Però diciamo questo è tutto legato alla necessità di avere una liquidità corrente. Questa è la chiave che in questo momento contraddistingue la richiesta di credito da parte del terziario. Quasi 2/3 delle imprese, non solo del terziario, operanti in provincia, hanno da 1 a 3 dipendenti con un range di fatturato che va da 500.000 euro a 1 milione, quindi le richieste sono richieste correlate a questo. Ciò che conta è che dalle flessibilità di cassa, cioè dall'elasticità di conto corrente, ci si sta spostando verso richieste molto più articolate, per esempio i chirografari piuttosto che i mutui ipotecari. I risultati del progetto Obit sono i primi di un'esperienza di osservatorio condotta su un campione di 462 medie e piccole imprese dei comparti del commercio, del turismo e dei servizi. Un'esperienza made in Treviso che ha già fatto scuola e che dalla marca è stata esportata nelle province di Bari, Padova e Verbania. Credo che ascoltare le imprese, ascoltare le esigenze e come le banche vedono il rapporto con l'istituto bancario sia un gesto di attenzione e una forma forte di vivere il territorio, specialmente di una banca come Veneto Banca, nata in questa provincia e ancora oggi che ha il cuore, la testa qui. Quindi questo osservatorio credo sia un passo verso questa direzione.